L'Ostia Mare firma un'altra grande impresa e si conferma squadra imbattibile in casa, batte la Nuorese per 4-1 in un match ricco di emozioni, gol e polemiche e blinda l'accesso ai playoff. I verdazzurri, seguiti da una delegazione di fedelissimi ultras, lamentano però un arbitraggio casalingo che ha privato nel primo tempo la Nuorese di Di Nardo e Gallo, con la seconda espulsione molto dubbia. Gli episodi però non hanno rovinato la contesa, viva e spettacolare nella ripresa grazie anche al loro gol di Curcio e alla qualità messa in campo dall'Ostia Mare. La gara parte lenta, ci pensa Vano al 13° a spegnere gli sbagli del pubblico con il suo mancino, ma Frasca attento, palla in corner. Al 24° l'episodio che cambia la gara. Vano parte in progressione alla sua maniera, Di Nardo lo tallona e lo falcia in area. Per testi di Livorno e rigore d'espulsione con Vano, freddissimo dagli 11 metri, 1-0 Ostia. Seppure in 10 uomini, la Nuorese non rinuncia a giocare, offrendo un gioco arioso e palla a terra. 4-8 si salva in uscita sul duo Molino-Curcio al 32°, mentre un minuto dopo Roberti potrebbe raddoppiare, ma scaricando il destro fuori. La Nuorese cerca il gol, ma trova solo dolori. Al 43° si accende una piccola rissa. Gallo battibecca con Colantoni atterrandolo. Il giocatore dell'Ostia ci mette l'esperienza. Sarebbe bastato anche un giallo per Gallo, ma il direttore di gara lo espelle per la botta all'ex Popezia, scatenando le ire di Mariotti che abbandona il campo per protesta. Con il doppio vantaggio numerico, l'Ostia Mare cerca subito il raddoppio. Catesi ci prova al 46°, tunnel e tiro in porta neutralizzato da Frasca, mentre a tempo quasi scaduto l'ex portiere della Roma Primavera salva sull'incornata di D'Astolfo. La ripresa inizia con i migliori auspici per i padroni di casa, che al 6° minuto passano sul 2-0 grazie a Roberti. Cross perfetto di Vecchiotti e sinistro secco che non lascia scampo a Frasca. Ma la Nuorese gioca in maniera gagliarda anche in 9, tentando sempre la manovra e riaprendo la gara con un gol incredibile. Minuto numero 9, Curcio riceve palla, palleggia e si coordina scaricando, trovando una delle reti più belle del campionato, 2-1. 2 minuti più tardi la grande beffa per la Nuorese, corner dalla sinistra, la difesa viola buca, ma Curcio si divora il più facile dei gol centrando la traversa. La gara diventa così bellissima, Coco si fa subito vedere con un colpo di testa, la Nuorese risponde con la premiata ditta Molino Curcio, ma i gol non arrivano. L'Ostia Mare così può riorganizzarsi, sfiora il gol con Roberti al 24° e trova il 3-1 3 minuti più tardi con Calveri, bravissimo il classe 98 a incastrare il mancino a fin di palo. La Nuorese, gagliarda e bellicosa sino a quel momento, si spegne. L'Ostia Mare segna così il 4-1 con Roberti, sfruttando il gran lavoro di Bellini e Vano, e chiude la gara. Nel finale Frasca evita la debacle con un grande intervento. L'Ostia Mare trionfa così per 4-1, blindando la zona playoff e spedendovi fuori la Nuorese, ora sesta, superata dall'Aquila. 63 punti in stagione, record assoluti in Serie D, terzo miglior attacco del girone e ottava vittoria nelle ultime 10 partite. Questi i numeri dell'Ostia Mare dei record di Alfonso Greco, ormai sicura di giocarsi i playoff di Serie D.